Buonasera, nuova edizione del nostro TG. Iniziamo dai titoli. Non c'è pace per la sanità a Cosenza. Oggi il sit-in delle associazioni del servizio di emergenza del 118, la Mezzia Terme, manifestazione contro il depotenziamento dell'ospedale. È morto il tassista cosentino accoltellato nei giorni scorsi a Cosenza. L'uomo era stato dimesso dall'ospedale il giorno stesso dopo un controllo in pronto soccorso. È fuori pericolo il maresciallo Ivan Pucci, ricoverato in ospedale dopo che lo stesso aveva ingerito dei barbiturici la sera stessa in cui ha picchiato un suo superiore. Il pronto intervento dei carabinieri ha evitato che il malore accusato dal titolare di una lavanderia di Corigliano avesse un epilogo tragico. Bloccato alla Spezia un carico di coca da 100 milioni di euro spedito dai clan calabresi, sequestrati 333 kg di polvere bianca nascosta tra le lastre di granito. Fa rumore la prima sconfitta della Regina, il Catanzaro incamera 3 punti importanti, un punto per il Rende e la Vibonese. Ancora buonasera dalla redazione del TG10. Dunque la sanità in apertura oggi, giornata di proteste a Cosenza e alla Mezzia Terme. Iniziamo proprio dalla Mezzia Terme per la manifestazione contro il depotenziamento dell'ospedale. Nei giorni scorsi erano stati chiusi gli ambulatori di medicina, ginecologia e cardiologia. In difesa dell'ospedale di Lamezia, il sit-in questa mattina dinanzi al Giovanni Paolo II, sempre più povero di servizi, soppresse le attività degli ambulatori nelle divisioni di cardiologia, medicina e ginecologia, così dicono non si può più andare avanti. Questa struttura si recano qua 150.000 utenti che usufruiscono del nostro ospedale. Oggi siamo qua per dire basta a essere presi in giro a queste mancanze anche da parte della politica lametina, di chi ci rappresenta, perché non è giusto che loro sono le nostre istituzioni e non ci stanno vicino in questi problemi importanti che è la sanità. Alla protesta hanno preso parte anche gli studenti. Sugli striscioni l'indice puntato sul commissario Cotticelli: tutelare il diritto alla salute dei cittadini della quarta città della Calabria. Noi non chiediamo la luna, chiediamo di ripristinare i servizi, cioè il cittadino deve avere il diritto di curarsi, lo dice la Costituzione. Io credo che sia il minimo da chiedere. Se non abbiamo risposte marceremo su Catanzaro, sulle cittadelle. Un nosocomio che nel tempo ha subito tagli, ci sono sempre meno medici e reparti, la conta oggi è su ciò che funziona. La pediatria, chirurgia, medicina, urologia, il pronto soccorso, seppur con i problemi che ci sono, comunque abbiamo anche il pronto soccorso che non naviga proprio in buone acque, quindi carenza di personale anche all'interno del pronto soccorso. Quindi chiediamo questo, visto che si stanno avvicinando comunque le elezioni regionali, chiediamo che ci ascoltino. I cittadini stanchi chiedono il potenziamento dell'ospedale. E a Cosenza in piazza operatori e volontari del 118 che chiedono il rinnovo della convenzione in scadenza il 12 febbraio, 25 questa mattina le ambulanze ferme. Indossano le divise del soccorso, sono operatori e volontari delle diverse associazioni al servizio del 118. Hanno portato anche le ambulanze, circa 25, i mezzi a supporto del servizio emergenza-urgenza, con 480 volontari, un vero e proprio esercito. La protesta questa mattina in via Limena a Cosenza, dinanzi alla sede dell'azienda sanitaria provinciale. Lo scorso 31 dicembre è scaduta la convenzione con il 118, convenzione che non è stata rinnovata ma prorogata di mese in mese con scadenza il prossimo 12 febbraio. L'azienda sanitaria provinciale, denunciano gli operatori, non procede con il rinnovo della convenzione in quanto un decreto della regione, il numero 141, emanato lo scorso anno, prevede che le associazioni di volontariato per poter operare devono avere un'autorizzazione sanitaria al trasporto e un accreditamento, documenti che le associazioni avrebbero prodotto e inviato da
da giugno, senza però ricevere alcuna risposta. Le carte, si chiedono, sono state valutate? Perché a distanza di tanti mesi non ci sono riscontri? Parere fondamentale per poter proseguire il servizio. Un problema che non riguarda solo gli operatori, ma i cittadini dell'intera provincia di Cosenza, la provincia più vasta della Calabria, che si troverebbe a breve, meno di un mese, con le ambulanze ferme, la conseguenza di non poter garantire i soccorsi. Oggi la situazione è difficile, fanno sapere, ma potrebbe diventare drammatica se le associazioni di volontariato dovessero essere costrette a fermarsi. Le sirene spente, gli operatori in difficoltà, specchio di una sanità calabrese che garantisce sempre meno il diritto alla salute. È morto il tassista accoltellato nei giorni scorsi a Cosenza. L'uomo era stato dimesso dall'ospedale il giorno stesso dopo un controllo in pronto soccorso. È morto nella notte Antonio Dodaro, il tassista ferito lo scorso 7 gennaio alla gola, all'addome e alle mani, che aveva raccontato di essere stato aggredito da un cliente fatto salire sull'auto a Piazza Europa a Cosenza durante la mattinata. L'uomo, una volta giunto a destinazione, si era rifiutato di pagare la somma pattuita per il trasporto, 10 euro, e secondo il racconto del tassista aveva estratto un'arma da taglio sferrando un colpo alla gola del malcapitato. Ne sarebbe nata una colluttazione prima in auto e poi fuori, con le altre conseguenze per il 53enne che con l'aggressore ormai lontano era riuscito a raggiungere l'ospedale a piedi per farsi soccorrere, così come confermato al telefono dalla moglie. Sull'episodio stava indagando la questura di Cosenza, che sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'uomo si era messa sulle tracce del giovane aggressore ancora ignoto. Le condizioni di Dodaro non erano state giudicate gravi, eppure stanotte l'uomo ha accusato dei problemi respiratori ed è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale. Sarà l'autopsia a chiarire l'eventuale nesso tra l'aggressione e la morte del tassista, o comunque le cause che ne hanno determinato il decesso. Non ce l'ha fatta il 72enne di Rossano colpito da meningite, si è spento ieri all'ospedale di Cosenza. Non sono bastate le massicce terapie antibiotiche contro la sepsi e la meningite da listeria. È morto il 72enne ricoverato nei giorni scorsi all'Annunziata di Cosenza. L'uomo si era presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Rossano la vigilia dell'Epifania, lamentando un forte mal di testa, è stato confusionale e con un irrigidimento della schiena. I sanitari del Giannettasio hanno subito effettuato la diagnosi e deciso per il trasferimento a Cosenza, in quanto Rossano non ha un reparto di malattie infettive. Le condizioni del 72enne considerate da subito gravi dai medici del nosocomio Bruzio. Ieri il decesso, 2 i casi di meningite nella città ionica nelle ultime settimane. Il primo episodio ha interessato un 50enne ricoverato dapprima nel reparto di neurologia di Rossano, poi trasferito a Cosenza, affetto da meningite tubercolare, è stato dimesso. Il secondo caso, quello del 72enne, invece si è concluso tragicamente. Si tratta, precisano i sanitari, di casi non contagiosi. Per il 50enne si è trattato di una complicazione rispetto ad una patologia di cui già l'uomo soffriva. Per quanto riguarda il caso di listeria, è conseguenza anche qui di una complicanza dovuta ad una infezione alimentare. La listeriosi è un'infezione provocata da un batterio che si chiama Listeria monocytogenes ed è provocata in genere dalla assunzione, ingestione di cibo che è contaminata proprio dalla presenza di questo batterio. Non va dimenticato infine la morte della 16enne a Reggio Calabria, notizia resa nota il giorno della Befana. Si tratta di casi diversi, non c'è allarme, precisano i medici. Ed è fuori pericolo il maresciallo Ivan Pucci, ricoverato in ospedale dopo che lo stesso aveva ingerito dei barbiturici la sera stessa in cui aveva picchiato un suo superiore. Eccolo il maresciallo Ivan Pucci, mentre lo scorso 2 giugno riceve a Cosenza l'onoreficenza di Cavaliere della Repubblica. Dopo l'aggressione al suo superiore ha tentato il suicidio ingerendo una dose eccessiva di tranquillanti ed è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, dove è sotto osservazione ma non è in pericolo di vita. Un gesto estremo compiuto dopo uno scatto d'ira che ha portato il maresciallo in servizio nella stazione dei Carabinieri di Carolei ad aggredire verbalmente e fisicamente il suo comandante. Il tutto è accaduto nella caserma dei Carabinieri Paolo Grippo di Cosenza,
Cosenza. Il maresciallo Pucci era stato convocato per comunicargli il trasferimento dalla stazione di Carolei a quella di Corigliano Rossano. Un fulmine a ciel sereno per il sottufficiale che poco dopo essere uscito dalla stanza del suo superiore si è guardato intorno ed è tornato sui suoi passi, rientrando nell'ufficio del capitano Merola e chiudendo a chiave la porta dietro di sé, gettando poi la chiave dalla finestra. Una volta faccia a faccia con il suo superiore lo ha aggredito sia verbalmente che fisicamente e solo grazie al tempestivo intervento di alcuni colleghi insospettiti dai movimenti del maresciallo Pucci che si è evitato il peggio. Hanno fatto irruzione all'interno dell'ufficio bloccando Pucci e soccorrendo il capitano Merola, a cui l'uomo aveva provocato delle lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Immediato il fermo e la misura cautelare dei domiciliari e di sospensione dal servizio, poi il gesto del tentato suicidio ed ora il 13 febbraio sarà sottoposto a processo. La polizia di Cosenza ha arrestato 2 pregiudicati di 47 e 53 anni, entrambi di Cerisano, perché responsabili dei reati di rapina e porto abusivo di armi. La rapina era avvenuta la mattina del 18 novembre scorso, quando un individuo travisato e armato di pistola, dopo aver puntato l'arma alla figlia di un imprenditore edile cittadino, mentre questa si stava recando presso una filiale della banca in centro a Cosenza per depositare il denaro incassato nei giorni precedenti, le portarono via la borsa. Le indagini condotte dagli uomini della 4ª sezione reati contro il patrimonio hanno consentito di individuare gli autori delle rapine, appunto le 2 persone finite oggi in manette. Audizione a porte chiuse davanti alla prima commissione del CSM per il procuratore generale di Catanzaro Tello Lupacchini, che adesso rischia il trasferimento d'ufficio per le critiche pubbliche rivolte al procuratore Nicola Gratteri. È iniziata oggi pomeriggio l'audizione del procuratore generale di Catanzaro Tello Lupacchini davanti alla prima commissione del Consiglio Superiore della Magistratura. Il legale di Lupacchini, l'avvocato Ivano Lai, che difende il magistrato nell'ambito della pratica per incompatibilità ambientale aperta a Palazzo dei Marescialli, aveva chiesto che l'audizione fosse pubblica, ma la commissione ha respinto la richiesta, decidendo l'audizione a porte chiuse, una decisione motivata da esigenze di segretezza degli atti e per la delicatezza della vicenda. Il procuratore Lupacchini è stato convocato dal CSM a seguito dell'avvio di una procedura a suo carico. La prima commissione dovrà verificare se sussistano o meno i presupposti per un trasferimento del procuratore generale di Catanzaro per incompatibilità dopo le dichiarazioni rilasciate in un'intervista sull'operazione anti-'ndrangheta della procura del capoluogo calabrese che ha portato all'arresto di oltre 330 persone. La pratica aperta a Palazzo dei Marescialli riguarda in particolare le critiche pubbliche rivolte al procuratore Nicola Gratteri. Nell'intervista infatti Lupacchini aveva definito evanescenti molte operazioni della DDA di Catanzaro. Per il CSM avrebbe così delegittimato pubblicamente l'operato di Gratteri, macchiandone l'immagine con tutta una serie di comportamenti ritenuti inopportuni. Il pronto intervento dei Carabinieri ha evitato che il malore accusato dal titolare di una lavanderia di Corigliano avesse un epilogo tragico. Questa che vedete è la lavanderia che si trova a Corigliano Rossano nel Cosentino, dove i carabinieri durante un servizio di controllo hanno notato la saracinesca aperta con le luci accese e insospettiti sono scesi dall'auto per verificare cosa stesse accadendo e allora hanno ritrovato un uomo a terra privo di sensi e così hanno allertato i soccorsi. Il 48enne titolare dell'esercizio commerciale ha inalato mentre lavorava del solvente perclorato fino a perdere i sensi e solo grazie all'intervento dei militari si è evitata una tragedia. La pattuglia, avendo notato in un orario in cui le attività commerciali sono chiuse e la luce accesa all'interno del negozio, è intervenuta tentando di mettersi in contatto con il titolare. Temendo per l'incolumità dell'uomo, hanno forzato la porta che era serrata e sono entrati percependo un forte odore di sostanza chimica che aveva saturato i locali. Nel retro è stato trovato il titolare riverso a terra privo di sensi, che è stato portato fuori dal locale e affidato ai sanitari del 118. Sono intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza gli ambienti. Il commerciante è stato ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Anche uno dei carabinieri ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari. Per fortuna una storia a lieto fine.
È stato bloccato alla Spezia un carico di coca da 100 milioni di euro spedito dai clan calabresi, sequestrati 333 kg di polvere bianca nascosta tra le lastre di granito. Ecco il carico di droga intercettato dai finanzieri alla Spezia, 333 kg di cocaina purissima nascoste tra lastre di granito, un carico da 100 milioni di euro spedito dai clan calabresi. Il maxi traffico di droga, infatti, hanno accertato gli inquirenti, era organizzato dall''ndrangheta e dalla mafia albanese, un sodalizio sempre più stretto nel campo del narcotraffico. L'ingente quantitativo di droga è stato scoperto dalla Guardia di Finanza della Spezia e di Genova insieme a personale dell'Agenzia delle Dogane. I panetti di coca erano occultati in un container proveniente dal Brasile. L'operazione, denominata Samba 2020, è stata avviata dopo che la Guardia di Finanza, compiuta l'analisi di rischio sulle merci spedite da paesi sensibili, ha sottoposto a controllo un container proveniente dal Brasile, sbarcato in porto alla Spezia, che conteneva lastre di granito. Tra le lastre era stato creato uno spazio dove sono stati trovati 300 panetti di coca. Il carico è stato rinchiuso e seguito dai finanzieri fino ad un magazzino di Massa Carrara, dove sono stati arrestati un italiano, un croato, un albanese e un brasiliano, accusati di traffico internazionale di stupefacenti. 2 persone, padre e figlio, sono finiti ai domiciliari dopo il rinvenimento di una piantagione di marijuana nel Reggino. Lo scorso mese di settembre i carabinieri di Agnana Calabre dello squadrone riportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia hanno rinvenuto a Canolo, nel Reggino, una piantagione di marijuana ben occultata tra la vegetazione. Le piante erano coltivate nell'area demaniale dell'alveo del torrente Maria, erano circa 340, di altezza variabile tra i 190 e i 320 centimetri. La piantagione era irrigata attraverso un sistema di tubi in polietilene con rubinetti del tipo goccia a goccia. Oggi sono stati arrestati i presunti responsabili. Si tratta di un 53enne e di un 27enne, padre e figlio, entrambi con precedenti di polizia specifici. Per un 28enne invece è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nel corso delle indagini i carabinieri hanno documentato come i 3 si prendessero cura della piantagione, provvedendo a concimarla e irrigarla. Adesso padre e figlio sono finiti ai domiciliari. Il provvedimento è stato emesso dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Locri, che ha concordato appieno con le risultanze investigative rapportate dall'Arma. Le altre notizie di cronaca adesso nei nostri 100 secondi. Resta in carcere Giancarlo Pittelli, l'ex parlamentare coinvolto lo scorso dicembre nella maxi operazione denominata Rinascita Scott, diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. Il Tribunale del Riesame ha depositato l'ordinanza di conferma della misura cautelare questa mattina. Il reato contestato, rimodulato in concorso esterno in associazione mafiosa. Pittelli da dicembre si trova recluso nel carcere di Nuoro e da lì ha partecipato lo scorso giovedì all'udienza nell'aula bunker in videoconferenza, rendendo dichiarazioni spontanee e respingendo le accuse mosse. Una serie di servizi di controllo del territorio sono stati eseguiti nel fine settimana dai militari della compagnia di Rossano, che hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio un 41enne rossanese noto alle forze dell'ordine. L'uomo, fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di un involucro contenente 15 grammi di marijuana. Il 41enne, su disposizione della procura di Castrovillari, è stato posto in libertà, mentre gli atti relativi all'arresto sono stati trasmessi per la convalida. Lavoravano in nero ma percepivano il reddito di cittadinanza. 2 giovani sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia di Rossano. Nel primo caso l'accesso ispettivo effettuato all'interno di un esercizio pubblico ha permesso di svelare come all'interno stava svolgendo attività lavorativa irregolare un 19enne del posto, nonostante fosse percettore del reddito di cittadinanza. Al titolare dell'esercizio pubblico sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 17.000 euro. Nel secondo caso, a seguito di un controllo in un panificio sempre a Campana, è stato scoperto un altro giovane trentenne, anch'egli percettore di reddito di cittadinanza, mentre lavorava nell'attività commerciale, e per il proprietario è scattata invece una multa di più di 8.000 euro. Entrambi i giovani sono stati denunciati in stato di libertà. Siamo alla pagina sportiva. Fa rumore la prima sconfitta della Reggina. Il Catanzaro incamera 3 punti importanti, 1 punto invece per il Rende e la Vibonese.
Il Catanzaro parte bene, sbarazzandosi del Bisceglie. I giallorossi di Grassadonia non forzano il ritmo ma riescono comunque ad avere la meglio dei pugliesi, concretizzando 2 occasioni con un pizzico di fortuna. Il vantaggio a fine primo tempo, il tiro di Nicoletti, impatta sul difensore Turi che nel tentativo di deviare il pallone supera Casadei per l'1-0 ai padroni di casa. Più leggera deviazione di Piccinni sul calcio di punizione di Giannone che al sesto della ripresa vale il raddoppio del Catanzaro. Il Bisceglie non molla ed Ebaguà, che già era stato pericoloso nel primo tempo, riesce a riaprire il match con un'azione personale. Il gol del 2-1 non disunisce il Catanzaro che controlla la gara cercando la terza rete con conclusione a distanza. La Vibonese spaventa l'Avellino, poi rischia di subire una sconfitta in rimonta. Il gol di Peterman sorprende gli irpini e dà coraggio agli ospiti che creano un'altra grande occasione. Un'azione dubbia in area calabrese fa saltare i nervi a Capuano che viene espulso per proteste. Il pareggio a fine primo tempo con Parisi che grazie a una bella azione personale supera Greco. Nella ripresa Avellino più vivace ma risultato che non cambia. Per 2 volte il vantaggio il rende si fa recuperare dalla Casertana. Al Marulla, aperto per l'occasione per i biancorossi, finisce 2-2. Gli ospiti provano a sorprendere la squadra di Tricarico, ma è Giannotti a sbloccare il risultato, imbeccato da Rossini e abile a smarcarsi in aria per battere Cerofolini. D'Angelo ristabilisce la parità con un tocco ravvicinato che inganna Savelloni. Il rende incassa il colpo ma reagisce. Nuovo vantaggio arriva sul calcio di rigore, concesso per il fallo su Giannotti e trasformato da Morselli. Nella ripresa il definitivo pareggio ancora con D'Angelo che sfrutta il tacco di Castaldo e scaglia un bel sinistro a giro. Il 2-2 non si schioda nonostante altre 2 occasioni clamorose da entrambe le parti. Adesso il tempo previsto per le prossime ore in Calabria. Insistono correnti nord-orientali sulla Calabria attive in seno ad una debole circolazione ciclonica presente a sud della Sicilia. A parte un'instabilità residua lungo i litorali ionici, specie del Crotonese, ci sarà spazio per larghi tratti soleggiati lungo i versanti tirrenici ed interni. Domani ancora nuvolosità variabile residua sui settori ionici con locali piogge. Al mattino su Crotonese, nel pomeriggio più probabili tra Basso Catanzarese e Reggino, ma in via di miglioramento dalla serata ovunque. Generalmente sereno o poco nuvoloso sui versanti tirrenici, temperature in lieve diminuzione nei valori minimi nelle aree interne. Passiamo a mari e venti. Domani ventilazione debole nord-orientale ovunque, con mare calmo o quasi calmo il Tirreno, poco mosso lo Ionio, ancora mosso il settore Reggino, ma con moto ondoso in attenuazione. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.